5 vittorie su 5, bottino pieno per i 2010 del Torregrotta, fuori serie del girone barcellonese. Il campionato Under 14 siciliano, la settima giornata oppone al Pietro Gangemi rossoblù ai parità della GSL, gara che non assegna punti con entrambe le squadre tra i regionali nella categoria giovanissima, ma è un derby della costa tirrenica tra due settori giovanili in grande crescita. Scorgiamo i 22 protagonisti di questa sfida grazie all'ausilio delle immagini che ci giungono da Francesco Morabito, completo rossoblù a strisce per la compagine Torrese, maglia nera con calzoncini verdi per la GSL. Al quinto di gioco subito Torresi in vantaggio con lo slalom speciale di Pulito, sfera messa dentro per il compagno di reparto Giunta che apre il piattone, mancino per il vantaggio della compagine rossoblù che raddoppia al 13esimo. Con Pulito che arpiona un pallone vagante in aria, lo scaraventa alle spalle di Ricciardo per il 2-0 al Pietro Gangemi. Partita in discesa per i ragazzi di Mister La Macchia che continuano ad offendere qui con Foti che scavalca Ricciardo ma trova un calciatore ben appostato sulla linea di porta a negargli la gioia del gol al 32esimo. Giunta scappa sulla destra, la parata di Ricciardo, poi Foti colpisce a botta sicura in bocca all'estremo difensore della GSL. Va così in archivio la prima frazione di gioco sul parziale 2-0 in favore dei torresi. Passiamo allora con le nostre immagini al film della ripresa. Non cambierà lo spartito di questa sfida, palla per La Macchia che serve Pulito, il 10 trova ancora Ricciardo sulla propria strada. 3 minuti più tardi Pulito, assistenza per Naccari, dentro da Giunta colpisce il legno. È un monologo del Torregrotta sin qui che getta nella mischia anche Gitto al minuto 42. Un giro di orologio più tardi, il cross di Naccari, la palla resta lì proprio per il subentrato Gitto che mette la propria firma sul match a 60 secondi al suo ingresso in campo. Tocca Spada invece in luogo di Interdonato 2 minuti più tardi. Intanto la GSL batte un colpo, bella azione manovrata alla compagine di Brolo con la sfera che arriva sull'esterno, palla messa dentro per Corturillo che di prima intenzione batte Iannello, accorcia le distanze la GSL. Torregrotta che però torna ad offendere con Pulito, lo sprint fa tutto da solo, chiude con il mancino trovando ancora una volta il piedone di Ricciardo, ultimo baluardo della propria formazione. Il colpo di testa di impensierire Ricciardo ma ancora una volta mette il mantello il numero 1 della GSL. 2 minuti più tardi palla per Giunta che cerca la doppietta personale, trova sempre l'estremo difensore ospite sulla propria strada. Al 56esimo Naccari si porta avanti la sfera forse con un braccio, lascia proseguire il direttore di gara, assistenza messa dentro per Giunta, un rigore in movimento, scavalca Ricciardo e deposita in rete per il 4-1 di giornata. Prosegue la girandola di cambi che coinvolge Campo in luogo di Foti al 57esimo. Un minuto più tardi tocca ad Alessi per Giunta, poi Arnaud per La Macchia. All'ora di gioco Pulito per Naccari, la piazza bene, Ricciardo vola alla propria sinistra, dentro anche Orlando errando tra le fila Torresi. Caruso invece prenderà il posto di Naccari, sempre e solo Torregrotta in avanti con la sfera per Alessi che cade in aria dopo un contatto. Massima punizione accordata dal direttore di gara alla trasformazione. Si presenta con il numero 10 Pulito, spiazza Ricciardo per il 5-1 e la compagine di mister Mirko La Macchia. Qui intanto Campo per Alessi, allarga benissimo la sfera per Spada che calcia addosso all'estremo difensore della GSL, migliore in campo dei suoi per distacco. Ancora Alessi mette dentro per Pulito, frana in area un difensore della GSL, il pallone resta lì nella disponibilità ancora del numero 10 che in qualche modo riesce a gonfiare la rete per il tennistico 6-1 di giornata. Ultima emozione con Alessi per Arnaud, ma Ricciardo ancora una volta cala la saracinesca, doppio intervento, il secondo anche fortuito, e va così in archivio questa sfida. Torregrotta si impone su GSL per 6-1. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.